Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Chiedevano da 50 a 200 euro per rilasciare le salme dal Policlinico di Palermo. Scoperto giro di mazzette anche sui morti, manette 15 tra dipendenti dell'ospedale e titolari di pompe funebri. Droga nascosta nelle fessure dei muri, nei bidoni dei rifiuti o nei tombini del quartiere San Berillo a Catania. Migliaia di episodi di spaccio ripresi dalla polizia che ha arrestato 36 persone di origine africana. 4 banditi incappucciati armati di pistola tentano la rapina in un supermercato di Catania. I dipendenti non possono aprire la cassaforte, vengono legati e derubati. Falsi di lusso venduti sui social, lo showroom era una villa con piscina a Siracusa, il titolare girava il Lamborghini. Il ministro Abodi visita lo skate park di Bonagia a Palermo, teatro dell'aggressione di qualche settimana fa. Lo sport, dice, dovrebbe arrivare prima della cronaca. La mensa del Pantheon a Siracusa compie 20 anni, vi portiamo in cucina tra i volontari sempre pronti ad aiutare il prossimo. Calcio, amarezza Catania per il pari di ieri a Potenza. La squadra di Toscana ha perso meno brillante di altre gare e recrimina per un gol regolare annullato a Rolfini. Giro di mazzette persino per restituire i morti. Il business all'obitorio del Policlinico di Palermo, chiesti 15 arresti, chiedevano da 50 a 200 euro per rilasciare le salme. Marco Gullà. Il rilascio delle salme al Policlinico di Palermo era diventato un business. Lo ha scoperto la procura, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, che ha chiesto l'arresto di 15 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione e concussione. C'erano imprenditori funebri disposti a pagare e operatori dell'obitorio del Policlinico altrettanto disponibili a incassare delle somme, anche soli 100 euro, per sbloccare le pratiche più rapidamente. Tra questi imprenditori anche Francesco Trinca, noto operatore del settore. I dipendenti dell'ospedale, in cambio di denaro, acceleravano e oliavano le pratiche per la definizione del rilascio delle salme o delle vestizioni affidata dai familiari alle imprese funebri e la cura degli aspetti burocratici. L'inchiesta nasce a Milano, dove gli investigatori hanno intercettato uno dei titolari di pompe funebri di Palermo, incaricato da un collega milanese di occuparsi delle pratiche per il trasferimento nel capoluogo lombardo del cadavere di un uomo morto in Sicilia. Non sapendo di essere ascoltato dagli inquirenti, il palermitano ammetteva candidamente al telefono di aver dato 100 euro a un operatore della camera mortuaria, aggiungendo: perché qui funziona così. A Palermo morire era complicato, essere seppelliti ancora peggio, non c'era bisogno dell'inchiesta di oggi. I cimiteri di Palermo per anni sono stati la vergogna dell'intera nazione, quindi tutto quello che gira intorno a questo mondo ha prodotto effetti devastanti. Noi abbiamo informatizzato le procedure, seppelliamo in giornata. Tra gli episodi finiti nell'inchiesta anche la pratica relativa alla salma di Francesco Bacchi, il giovane ucciso fuori da una discoteca di Balestrate a gennaio del 2024. Il marito di una donna deceduta invece avrebbe pagato 50 euro per vedere la salma della moglie mentre si trovava ancora nei sotterranei, prima che venisse portata in obitorio al Policlinico. Blitz contro lo spaccio nel quartiere San Berillo Vecchio a Catania. 36 finiscono in carcere, tutti di origine africana. La droga era nascosta anche nei bidoni dei rifiuti. Roberta Lunghi. Catania, quartiere San Berillo Vecchio, scenario di una piazza di spaccio consolidata da anni nel cuore della città, concessioni di droga per 24 ore al giorno. Gli acquirenti venivano accompagnati in punti ben precisi del quartiere per la contrattazione e poi la definitiva cessione dello stupefacente, cocaina, crack, marijuana e hashish, in dosi accuratamente celate in vari luoghi, fessure dei muri, bidoni dei rifiuti, tombini. Migliaia di episodi documentati
documentati dagli investigatori grazie alle immagini delle telecamere sul territorio, hanno portato a un'operazione della polizia che ha arrestato 36 persone, tutte di origine africana. Altri 2 indagati sono stati sottoposti a divieto di dimora e obbligo di permanenza notturna. Le indagini coordinate dalla Procura e condotte dalla squadra mobile di Catania hanno documentato la struttura dell'attività criminale, scoprendo anche dei fornitori catanesi che garantivano rifornimenti rapidi per non interrompere l'attività. Tra i reati contestati, oltre alla droga, anche rapine ed estorsioni ai danni di assuntori e l'utilizzo di motoveicoli rubati con accusa di ricettazione. In un caso documentato, la vittima di una rapina è stata ridotta in stato di incapacità dopo aver assunto droga e costretta a pagare 320 euro per riavere il proprio cellulare. Sequestrati chilogrammi di stupefacente e recuperate centinaia di dosi. Ulteriori 16 persone sono state poi arrestate e 12 denunciate per detenzione ai fini di spaccio. Quando doveva interrompere lo spaccio, un pusher di cereale affiggeva sulla porta d'ingresso questo cartello in un linguaggio cifrato: pane oggi no, per motivi di salute rivolgersi all'ospedale. I carabinieri però si sono comunque presentati e hanno trovato nell'abitazione oltre 1 chilo di marijuana. Assalto armato in un supermercato di Catania questa mattina all'alba 4 banditi incappucciati armati di pistola si sono presentati per svuotare la cassaforte, ma gli è andata male. Sentiamo Eva Spampinato. Catania si sveglia sotto shock per un assalto armato che ha il sapore di un vero e proprio sequestro lampo. Poco prima dell'alba, nel silenzio di via Sabato Martelli Castaldi, vicino al viale Mario Rapisardi, 4 uomini incappucciati e armati di pistola hanno preso di mira il supermercato Eurospin. L'obiettivo era la cassaforte e per arrivarci i 4 uomini hanno sequestrato 2 dipendenti incaricati dell'apertura. I 2 dipendenti sono ancora sotto shock ma stanno bene. Questa mattina all'alba sono stati intercettati da 4 banditi quando si trovavano qui alle spalle del supermercato nella zona del magazzino. Sono stati costretti ad aprire e entrare in cerca della cassaforte. Appena varcata la soglia, l'incubo sotto la minaccia delle armi, i lavoratori sono stati immobilizzati e legati con fascette di plastica. I rapinatori pretendevano le chiavi della cassaforte ma i dipendenti non le avevano. Così è iniziato il tentativo di forzarla con un flex, ma senza successo. I 2 dipendenti non hanno visto in volto i malviventi, anche perché li costringevano a stare con la testa bassa, ma hanno riferito che parlavano con un chiaro accento catanese. E poi un altro dettaglio inquietante: i banditi sembravano alterati, come se fossero sotto effetto di sostanze stupefacenti. Prima della fuga, l'ennesima violenza, i 4 uomini hanno rubato ai dipendenti i pochi soldi che avevano in tasca. Questi sono stati poi liberati da 2 colleghi arrivati per il turno di mattina, sconvolti dall'immagine che si sono ritrovati davanti. Un sequestro lampo che poteva finire in tragedia e che adesso è al vaglio dei carabinieri. Sequestrate le immagini delle telecamere di sicurezza. Si aggirava in via di Giacomo nel quartiere San Cristoforo di Catania con una busta nera al suo interno. I carabinieri hanno trovato, dopo aver fermato l'uomo per un controllo, questa pistola a tamburo perfettamente funzionante che poi è risultata rubata in un'abitazione di Imola in provincia di Bologna. Falsi di lusso venduti sui social. Lo showroom era una villa con piscina a Siracusa. Il titolare girava in Lamborghini. Desiree Ferlito. Un sofisticato sistema di vendita di prodotti contraffatti, alimentato da dirette sui social network e da un sito internet appositamente creato. È stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Siracusa al termine di un'articolata indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica. 3 i responsabili denunciati per ricettazione, migliaia gli articoli falsi e i beni mobili sequestrati, oltre che denaro per circa 300.000 euro e una Lamborghini Urus a disposizione del titolare dell'attività fraudolenta. Secondo quanto accertato, nell'abitazione del principale indagato, una villa con piscina, venivano esposti, pubblicizzati e messi in vendita capi di abbigliamento, borse, portafogli, orologi e accessori riportanti marchi delle più note griffe di alta moda, tutti rigorosamente falsi. Gli indagati trasmettevano in streaming sulle piattaforme TikTok e Instagram dirette seguite da centinaia di clienti. In pochi mesi il portale era diventato virale, attirando numerosi acquirenti e facendo lievitare ulteriormente i profitti dell'attività illecita.
L'indagine ha fatto emergere anche che 2 indagati, a fronte della loro fiorente attività illecita, avevano indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, presentando dichiarazioni anch'esse false. A Palermo oggi la visita del ministro dello sport Abodi allo skate park di Bonagia, teatro qualche settimana fa della violenta aggressione ai danni di un ragazzo che aveva denunciato il pestaggio tramite un video. Marco Gullà. Era stato il teatro di una violenta aggressione ai danni di un ragazzo, uno skater selvaggiamente picchiato da una baby gang. A distanza di qualche settimana a Bonagia procedono i lavori per la definizione dello skate park, uno spazio moderno dedicato allo sport e alla socialità, con un campo polivalente, aree verdi, parcheggi. È il più grande skate park della Sicilia, da 870 metri quadrati, omologato per competizioni nazionali e internazionali. Questa mattina la visita del ministro dello sport Andrea Abodi. Lo sport è determinante e deve arrivare prima possibilmente della cronaca, non sempre ci riusciamo, ma come è successo già a Caivano noi cerchiamo almeno di fare tesoro della cronaca, accelerare i processi di infrastrutturazione, rendere disponibili questi luoghi, renderli fruibili, accessibili, decorosi, multifunzionali. Quindi qua mi sembra si stiano consolidando tutte le risposte che mi auguro aiutino anche questa comunità della terza circoscrizione a trovare i servizi sportivi indispensabili per la qualità della vita delle persone di tutte le età. Un'area che sarà adesso sorvegliata per evitare nuovi episodi di cronaca. Parliamo di eventi successi in una condizione di utilizzo improprio e anticipato della struttura, avvenuta al di fuori di questa. Certamente il rischio zero, lo dico da sempre, in termini di sicurezza non esiste, ma certamente il controllo di un'area è un apportatore di sicurezza. L'inaugurazione dello skate park è prevista nelle prossime settimane. La Russia ha spiccato un mandato d'arresto per un giudice di Catania, Rosario Aitala, componente della Corte Penale Internazionale, colpevole, secondo loro, di avere ordinato l'arresto di Putin. Adelaide Barbagallo. Condannato a 15 anni di carcere il giudice della Corte Penale Internazionale Salvatore Aitala, che aveva spiccato dall'AIE il mandato di cattura per il presidente russo Vladimir Putin per deportazione illegale di minori ucraini. Aitala è stato condannato in contumacia assieme ad altri suoi colleghi dal Tribunale di Mosca per aver perseguito persone innocenti. La notizia della condanna arriva nel momento in cui l'Unione Europea decide il congelamento degli asset russi e ha tutto il sapore della ritorsione nei confronti del nostro paese. Originario di Catania, Aitala ha un curriculum di tutto rispetto. Si è occupato a lungo di mafia e corruzione, prima nella Corte Appello di Milano e poi al Tribunale di Trapani. Nel 2010 è diventato consigliere capo del Ministro degli Affari Esteri, in particolare su questioni relative alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale. Dal 2018 è giudice alla Corte Penale Internazionale. Ad emettere la sentenza di condanna nei suoi confronti è lo stesso tribunale che ha mandato in Siberia il dissidente Navalny, morto in circostanze mai davvero chiarite e che persegue sistematicamente oppositori politici. Aitala, appena 6 mesi fa all'Università di Bologna, ebbe a dire: «La storia ci chiederà conto di dove fossimo quando avveniva un attacco alla civiltà dei diritti». Come sarà descritto questo tempo in cui una coincidenza di interessi tra autocrazie e alcune democrazie dichiara guerra a un ordine di civiltà? L'Associazione Nazionale Magistrati ricorda che Aitala lavora per un organismo che è nato in Italia, a Roma, e che rappresenta un baluardo del diritto a livello mondiale, e invita il nostro governo a replicare alla provocazione di questo mandato d'arresto nei confronti del giudice catanese. Ha appena lasciato il CPR di Caltanissetta l'imam Mohamed Shahin in applicazione della decisione della Corte d'Appello di Torino che si è pronunciata per la cessazione del suo trattenimento nella struttura. All'imam è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio. Il Comune di Catania ha deciso lo slittamento al 10 gennaio della scadenza del saldo Tari, originariamente previsto per il 10 dicembre. Il pagamento entro quella data non comporterà alcun aggravio di sanzioni o interessi. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per raccontarvi le attività dei volontari che stanno accanto ai più poveri, anche con una mostra di schiaccianoci. A tra poco. La mensa del Pantheon a Siracusa compie 20 anni, vi portiamo in cucina tra i volontari sempre pronti ad aiutare il prossimo con Francesco Aloi.
Da 20 anni in questa cucina non ci si ferma mai. Alla mensa del Pantheon a Siracusa i fornelli sono sempre accesi per una grande missione: aiutare chi è in difficoltà. Il nostro non è un lavoro, il nostro è un donare la cosa più preziosa che un uomo possa avere, il suo tempo, per assistere chi più sfortunato di noi non può avere un pasto caldo. Questo è un punto di riferimento per i più bisognosi, chi non ha i soldi nemmeno per poter acquistare un piatto di pasta. Il loro servizio per chi viene qui vale molto. Io ho scoperto da poco, però è una cosa che mi ha aperto un sacco il cuore e mi ha fatto capire che molte persone sono molto in difficoltà. Ogni giorno si sfamano tantissime persone, stranieri ma anche siracusani. La cartina di tornasole che la povertà purtroppo non frena, anzi. I fratelli che vengono a chiedere sostegno a causa del loro lavoro che hanno perso, e quindi situazioni di disagio e situazioni in cui fanno fatica a mettere su un pasto caldo ogni giorno. Ma qui si pensa a tutto, dal primo al dolce, un sorriso ed una stretta di mano che forse riscaldano più di ogni altra cosa. E adesso ad Erice per scoprire un'esposizione di schiaccianoci e carillon provenienti dalla Germania. Laura Spanò. Erice ospita una collezione internazionale di oltre 100 schiaccianoci e carillon mai esposta prima in Sicilia, un tesoro che ha viaggiato dalla Germania fino agli Stati Uniti per approdare a Erice, città scelta da Francesco Paolo Minacapelli e Karin Volpel per donare permanentemente al comune la loro collezione di opere lignee mai esposta prima nell'isola. Tra i pezzi la serie completa dedicata al mago di Oz, personaggi storici come Napoleone e Carlo Magno e poi carillon meccanici che animano le scene natalizie. L'esposizione è distribuita tra il Palazzo Comunale e la Sala Blu del Polo Museale Cordici. Tra le novità di questo Natale 2025 Erice anche il primo concorso presepe sportivo in seguito alla proclamazione a Città Europea dello Sport 2027 e di un museo diffuso con oltre 30 natività artigianali. Erice si presenta come sicuramente custode della tradizione ma aperta all'innovazione e quindi una città accogliente. È un luogo assolutamente straordinario di per sé, ma che addobbato con l'atmosfera magica del Natale diventa ancora più straordinario. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva e con il pareggio amaro per il Catania. Siamo al calcio con il pareggio del Catania che è finita 1-1 con il Potenza, i gol nel giro di un minuto di Forte e Bruschi, prestazione poco convincente degli Atenei che recriminano per un gol regolare annullato a Rolfini. L'inviato Marco Carli. Un pari e tanta rabbia per la prestazione che doveva essere migliore, vista anche la superiorità numerica, e per un finale assurdo che ripropone le discussioni sull'FVS e le sue applicazioni, ma soprattutto porta ad un gol di Rolfini annullato ingiustamente. Il Catania ancora primo ma raggiunto dal Benevento in vetta fa 1-1 a Potenza. La partita si decide in un minuto. Prima Forte al settimo gol stagionale dà il vantaggio ai suoi su corner di D'Ausilio. 60 secondi dopo Bruschi pareggia in diagonale su assist di Mazzeo. Lo stesso Bruschi si fa espellere qualche minuto dopo per un brutto intervento su Di Gennaro. Il Catania, in superiorità numerica, si presenta spesso lì davanti, ma di grandi occasioni se ne vede una sola, doppia con Lunetta. Prima bravo Cucchietti, poi tiro fuori sulla ribattuta. Più veemenza, più cattiveria nell'area di rigore, però c'è amarezza perché oggi meritavamo di portare a casa i 3 punti, per tanti motivi non siamo riusciti a portarli. L'episodio, in un convulso e lunghissimo finale con continue richieste di revisione, diventa decisivo. Al Catania manca un gol regolare annullato a Rolfini per fuorigioco inesistente. Abbiamo rivisto e rivisto l'azione del gol, era non regolare di più, e quindi sono amareggiato sinceramente come tutta la squadra, e comunque abbiamo portato a casa una partita importante.
Noi ci fermiamo qua, vi lascio ad Anteprima Corner condotto da Angelo Gagliano, grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.